James Rodríguez resta il sogno di mercato del Napoli. L'idea di portarlo in squadra direttamente nel ritiro di Di Maro sta prendendo spazio nel cuore della società e dei tifosi azzurri, che potrebbero abbracciarlo subito prima dell'inizio della stagione. Rodríguez, oltre ad essere un ottimo giocatore, è anche un uomo copertina che in un click catapulterà il Napoli in un mondo finora sconosciuto, quello delle grandi stelle capaci di realizzare numeri stratosferici anche senza il pallone, marketing, sponsor, pubblicità e griff. Nel frattempo il progetto è in evoluzione, calcoli alla mano e archiviate l'avventura in Coppa America e le vacanze, l'obiettivo è riuscire a presentarlo in Trentino durante la terza settimana. Prima però bisogna chiudere la trattativa con il Real Madrid. La Roma prepara alcune contromosse di mercato dopo lo stallo per Barella e il muro alzato per Dzeko nei confronti dell'Inter. Il club giallorosso avrebbe infatti rialzato le pretese per il bosniaco chiedendo 20 milioni. Sul fronte dei difensori invece il direttore sportivo Petrachi vorrebbe chiudere per Gianluca Mancini dell'Atalanta. La trattativa è in corso ed è lui la prima scelta al momento per riempire il vuoto lasciato da Manolas. Il presidente del club bergamasco Percassi, dopo aver rifiutato la scorsa settimana una proposta da 19 milioni più bonus da un club inglese, non accetta al momento i 18 presentati dalla Roma, valutando Mancini 25 milioni più bonus. Per l'attacco invece il club capitolino segue gli eventuali sviluppi su Gonzalo Higuaín, che sta facendo pressioni alla Juventus per ottenere il rinnovo contrattuale. A determinate condizioni, ovvero prestito gratuito con diritto di riscatto, Petrachi è ben disposto a rilanciare l'argentino. Da settimana prossima Antoine Griezmann giocherà per il Barcellona. Lo riporta il quotidiano L'Équipe, che sottolinea che la clausola dell'attaccante è scesa dagli iniziali 200 milioni a 120. Il club spagnolo starebbe aspettando l'inizio della prossima settimana per annunciarlo, ma le parti si sarebbero già accordate. Secondo la testata francese, Griezmann firmerà un contratto della durata di 5 anni per 17 milioni a stagione. Il quotidiano spagnolo AS riporta la notizia secondo cui Mino Raiola, procuratore di Paul Pogba, starebbe usando l'interesse della Juventus per alzare ulteriormente il prezzo del calciatore. Il francese infatti interessa molto sia alla Juve che al Real Madrid, che lo avrebbe valutato 167 milioni di euro. Ma a prescindere dall'efficacia della strategia di Raiola, il ritorno di Pogba nei bianconeri dipenderebbe principalmente dalle operazioni in uscita della Juventus.